ritrovati, gentili telespettatori, alla quarta puntata di Guarda che Stella, il magazine di Rivignano, con le sue bellezze storico-naturalistiche, l'arte, la cultura e il tempo libero. Martedì è calato il sipario sulla Fiera dei Santi, un'edizione 2011 che passerà alla storia per la forte presenza di pubblico arrivato da tutti gli angoli della regione, dal vicino Veneto ed Oltralpe. A chiudere la Kermesse, il Festival Mondiale della Canzone Funebre, che ha visto new entry e graditi ritorni sul palco. Come tutti i concorsi, il motto, l'importante è partecipare, regge. Arrivare secondi però non piace a nessuno. Da caro estinto a morte. Alla fine vince lo spettacolo e il divertimento, come sempre la voce dei protagonisti. Signor Sindaco, finalmente si è svolta questa importante kermesse musicale tra il sacro e il profano. Si è parlato tanto e alla fine gli strumenti hanno preso la parola. Il pubblico ha risposto bene e ancora una volta questo dimostra che Rivignano, quando si mette a organizzare le cose, le fa sempre con una certa maniera a modo suo. Sì, diciamo, noi abbiamo una lunga tradizione di feste, come questa antica Fiera dei Santi ha una sua pluricentenaria storia e io sono contento di come sia andato questo festival, perché ci eravamo proposti l'obiettivo di stimolare una riflessione sul concetto della morte, di vedere se era possibile fare un pensiero a qualcuno, amico o amica che non c'è più, ma anche eventualmente di stimolare alcune riflessioni ironiche sulla morte stessa. E devo dire che il livello delle canzoni proposte è stato certamente elevato e che quindi questi obiettivi sono stati sicuramente centrati. Abbiamo avuto dei cantautori di alto livello che hanno fatto la storia della canzone di Friuli negli ultimi 50 anni e che qui hanno effettivamente emozionato con alcune canzoni anche molto profonde, e quindi diciamo che l'obiettivo di questa edizione è stato colto e quindi adesso già da domani possiamo lavorare per la prossima edizione. Una Fiera dei Santi 2011 che si rilancia in tutti i sensi. Direi di sì, oggi si è conclusa la Fiera dei Santi, che è durata 6 giorni, in questi giorni abbiamo avuto un afflusso di pubblico decisamente inaspettato, come mai in passato era avvenuto, e quindi le piazze, le vie del paese sono sempre rimaste gremite di pubblico e tutte le attività commerciali sono rimaste soddisfatte anche da un punto di vista economico. Ho sentito dire a delle bancarelle di aver finito già nel primo pomeriggio tutte le scorte, che raramente gli era capitato nella loro decennale esperienza professionale. Quindi siamo contenti per il Comune, siamo contenti per tutti quanti hanno lavorato, la Proloco, il Gruppo Giovane e tantissime altre associazioni insieme all'amministrazione comunale, e siamo contenti anche per gli operatori commerciali che hanno potuto di questi tempi anche avere delle gratificazioni economiche. Anche lei questa sera a Rivignano in duplice veste, di cantante, diciamo di maestro cantante, ma soprattutto di rivignanese. Beh, cantante è un po' improbabile, era un simpatico tributo che volevo dare a questo centro dove io ho vissuto la prima parte dell'infanzia, dove mio padre è stato a lungo segretario comunale negli anni d'oro, negli anni 60, l'anno del boom economico, e del quale io conservo un ricordo particolare che stasera poi è confermato nella vivacità e anche originalità di queste situazioni. Cosa diciamo di questo festival? Ma è che secondo me può essere, come tutte le cose, perfezionato. È già importante che qualcuno abbia avuto il coraggio, e il merito va anche al Comune di Rivignano, il coraggio di affrontare in maniera garbata un tema tabù come quello della morte, che forse ha bisogno di essere appunto ripensato e trattato non in un modo goliardico, ma in un modo sdrammatizzato e intelligente. L'originalità si vede e si sente. Sì, l'originalità si vede e si sente, e comunque Rivignano ha una tradizione di attenzione alla festa dei morti che viene addirittura dal tardo medioevo. Qui c'era anche un ghetto ebreo, nonostante il paese non sia grande, però vuol dire che Rivignano ha un sottosuolo, un substrato di storia della sua cultura che forse andrebbe indagato di nuovo. Rocco Burtone in duplice veste, di cantante ma soprattutto di direttore artistico di questa manifestazione. Sì, è una manifestazione che, la cosa divertente, abbiamo deciso pochissimo tempo fa di farla, e la cosa divertente è che sta venendo bene, come è dimostrabile, da dimostrare, quando fai le cose con un anno di anticipo poi crolla tutto.
quando improvvisi, un po' come nel jazz, ecco che guarda, anche quello che sta accadendo adesso sul palco, cioè è bello, è positivo, non c'è una scaletta, no? Non c'è un programma, non c'è niente, tutto viene bene, la gente è contenta e come vedi è pieno e si stanno divertendo. Qualitativamente come lo giudichiamo? No, non posso dirlo io, dai, no, non è giusto, io direi bene, anche perché sai cos'è il bello? Che il festival rinasce, diciamo, un po' serio e un po' in allegria, quindi, e questo è giusto, perché un festival della canzone funebre non deve essere per forza funebre, può essere anche divertente, rispettoso, non deve offendere nessuno e insomma, e adesso stiamo ascoltando Via con me di Paolo Conte. Chi è stato a casa si è perso qualcosa? No, chi è stato a casa ha fatto bene perché qui in Friuli tutti amano la famiglia, vogliono stare insieme. Gli unici che sono fuori sono quelli intelligenti. No, io non sono intelligente ma sono un'eccezione. No, diciamo che sono quelle manifestazioni a cui bisogna partecipare, nel senso che guarda che in Friuli ci sono molte cose belle, noi tendiamo sempre a minimizzare, ma in fondo facciamo molte cose in Friuli. Questa è una delle tante cose belle che vanno ad aggiungersi alle altre. Non dico che tutti debbano venire perché sappi che l'anno prossimo sarà ancora meglio, dico soltanto che serve, è importante uscire, incontrarsi, non so, non ho letto le opere paoline, vedi tu, insomma, fai tu. Il teatro a Rivignano è una passione, un'arte e possiamo dire tra parentesi anche un mestiere, dunque grande stagione anche quest'anno. Sì, quest'anno abbiamo degli spettacoli scelti fra 40 visti, ne abbiamo scelti 10, 5 in italiano e 5 in friulano. Quelli in friulano fanno parte, 4 spettacoli, del concorso miglior spettacolo teatrale per il pubblico in friulano. Il quinto spettacolo è la sera delle premiazioni che facciamo noi, gruppo Dring e Delaide, dal Miedi alle Sempre Masse di Spietà. Però dal Miedi alle Sempre Masse di Spietà, però dal teatrica di Rivignan la Ente Spiete, ma è giolto. Sì, è una tesi spasmodica proprio, perché stanno in passato dai 83-84 abbonamenti a 170 Rivign, una roba che non pensavi in prima, no? Segno che è stata apprezzata tantissimo che il di l'anno passato e siamo proprio contenti. Senti, qual è il segreto di questa compagnia? La compagnia Dring e Delaide che stanno a fare 35 anni di teatro, erano i frutti in che volte che vi intaccavano, facevano i muros come facevano i nonus, no? Per portare un esempio. Vi avuto un calo quando non si è morto il primo regista Vittorio Valentini, dopo si è richiappato e con la regia di Mauro Fontanini di Gorizia abbiamo allestito 4 spettacoli, Fiore di Cactus, Parplaseco Paimi la Femmine, a 40 anni stiamo disoccupati, con il Sares Dovene serie scopo matrimoni, e l'ultimo che dal Miedi alle Sempre Masse di Spietà con un successo incredibile. Pensare che Parplaseco Paimi la Femmine lo viene replicato 47 volte. Comunque 47 femmine, sono i piché. No, guai, se no rinduce all'ergastolo. Bando e scherzo, proprio è un bel lavoro che chi pensi che i supererini lo stupidi 47 volte, perché le apprezzate e ha un successo incredibile. Di come al mese di aprile vinza dei sussidi pronti di lavoro, che va dal Concordia di Pordenone al Kulturnidom di Gorizia a Talmasson, che per stare in zone a Feagne, un po' per tutto il Friuli. Non resta che venire a teatro vi odio. Certo, che vengono anche vedo la rassegna che faceva a Rivignan, che cercherà dopo il delegato alla cultura Mauro Meret, che è una roba veramente bella. È stato anticipato nell'intervista con gli amici del teatro e dunque con noi il delegato alla cultura del comune di Rivignano.
Cosa dobbiamo aggiungere ancora? La stagione teatrale sta partendo, grande successo, e invece l'amministrazione comunale cosa dice in questo caso? Beh, siamo alla 7ª edizione. La stagione teatrale nasce da questo connubio fra l'amministrazione comunale e il gruppo ricreativo Dringhi dell'Aide. Prima, 7 anni prima, negli anni prima si facevano 2, diciamo, stagioni, c'era qualche spettacolo dell'amministrazione, poi c'era il gruppo Dringhi dell'Aide che faceva i loro 4 spettacoli del teatro comico. Poi abbiamo deciso di metterci insieme e lavorare insieme. Il Comune come segue questa iniziativa? Beh, il Comune segue tutta la parte, diciamo, amministrativa, logistica. Il gruppo Dringhi dell'Aide propone gli spettacoli, poi si vede le cose assieme e si sceglie un cartellone, insomma. Il cartellone teatrale di quest'anno cosa propone? Quest'anno partiamo con il CSS, con il Don Chisciotte, quindi Moretti e i soliti, e poi andiamo ecco che mi suggeriscono, da Trieste a Passi Picci per poi arrivare al Friulano. Si finisce insomma dalla Marilenghe alla madrepatria. Per concludere il nostro intervento, perché chi ci sta guardando da casa in questo momento deve venire ad ascoltare e a vedere gli spettacoli a Rivignano? Per passare 2 ore insieme a ridere, perché il nostro scopo è portare fuori la gente da casa, toglierla dalla televisione che comunque propone qualcosa di buono ma anche no, anche sempre le solite cose, e venire fuori a fare 2 risate in compagnia. Termina qui la 4ª puntata di Guarda che Stella, il magazine di Rivignano. Arrivederci alla prossima puntata, sempre su questi schermi, con altre interessanti novità, tutte da scoprire.